Fatta. Seconda dose. Ho finito. C'è chi, come questo ragazzo, completa il proprio ciclo vaccinale, chi invece ne approfitta per iniziarlo. L'occasione è quella offerta dall'Open Day di Mogliano Veneto, su iniziativa della società calcistica Union Pro, che ha messo le proprie strutture a disposizione di Regione, Comune e ULS 2 per una giornata di vaccinazioni, rivolta non solo ai giocatori tesserati, ma anche alle loro famiglie e a tutta la popolazione del territorio comunale e dei paesi limitrofi. Buona la risposta da parte dei giovani. Ci aspettavamo una buona affluenza, la stiamo superando, sono molti ragazzi giovani, questo ci rende molto contenti, molto soddisfatti dell'iniziativa. A Mogliano i dati ci dicono che 7 persone su 10 sono vaccinate, però ancora tanti giovani non lo hanno fatto e si sono prenotati per la giornata di oggi ed è una bellissima occasione. Accettazione, anamnesi, puntura e attesa. Il personale dell'ULS 2 ripete l'iter ormai consolidato, ma l'Open Day, andare cioè direttamente dove c'è una richiesta diretta, è una carta in più da giocare nella partita più grande della prevenzione. Nel raggiungimento del territorio per consentire così un'adesione ai più riluttanti, per non lasciare nulla di intentato. E il tentativo a volte funziona, portando anche i restii a convincersi che il vaccino sia l'unica arma efficace, anche ad evitare le restrizioni. Perché eravamo troppo impediti a fare tutto e mi sono decisa di farlo e basta, anche se la mia idea era completamente contraria. A lei non era favorevole al vaccino? No, non sono Novax, ma non ero favorevole, mi dispiace, la paura è tanta. Oltre 100 le prenotazioni, ma il servizio era garantito anche a chi ne era sprovvisto, e fra 21 giorni la seconda puntata, sempre allo stadio.